Rischio recessione in Europa se lo stretto di Hormuz dovesse restare chiuso. Nella giornata di inaugurazione del 58° Vinitaly, i ministri non nascondono le preoccupazioni per un'economia che è sempre più a rischio. Preoccupa che la prima fase dei negoziati non si sia conclusa positivamente e che quindi lo stretto di Hormuz e verosimilmente anche l'intera area possa continuare ad essere bloccata al traffico marittimo e commerciale internazionale. Per questo auspichiamo che ci sia una soluzione negoziale al più presto e comunque dobbiamo tenerci pronti ad agire e soprattutto lo deve fare necessariamente la Commissione europea, perché a fronte di una situazione emergenziale che potrebbe addirittura aggravarsi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dobbiamo subito reagire con la sospensione del patto di stabilità. Il ministro Urso ha poi parlato della casa del Made in Italy per la prima volta al Vinitaly. Essere vicini all'impresa significa fornire loro informazioni e assistenza, come è possibile fare per la prima volta anche all'interno di questa straordinaria edizione del Vinitaly. Preoccupano i dialoghi interrotti nella crisi del Medio Oriente, dice il ministro Tajani. Il nostro appello è che si possa riprendere un'altra tornata per cercare di sbloccare la situazione, continuare con il cessate il fuoco e liberare Hormuz, perché quello è il nodo fondamentale anche per la nostra economia. Altro aspetto fondamentale per la stabilità dell'area sono i colloqui tra Israele e Libano, fondamentali per chiudere anche una stagione di guerra in quella parte di Medio Oriente. Noi sosteniamo il presidente Aoun, dice, è un amico dell'Italia e nelle prossime ore il ministro sarà a Beirut per una serie di incontri per dimostrare quanto l'Italia possa essere protagonista della costruzione di pace in tutta l'area del Medio Oriente. Di enoturismo parla invece il neoministro Gianmarco Mazza. Io intendo puntare sull'enoturismo. Oggi l'enoturismo quota vale 3 miliardi di euro ma è in continua crescita. Che cosa significa enoturismo? Significa vendita diretta con minori costi, quindi è molto importante per le cantine, ma è molto importante anche per i turisti, perché i turisti possono, grazie al vino, andare a visitare dei territori che altrimenti probabilmente non andrebbero a visitare, e questo potrebbe anche essere una prima, diciamo, tra le possibili risposte all'overtourism di cui tanto ci lamentiamo. Sul palco il ministro Lollobrigida parla invece di una contrazione dell'economia. C'è una contrazione dell'economia a rischio dovuta ad eventi, ma dovuta anche alla concorrenza in altre aree del mondo.